Si è conclusa la prima parte della preparazione dell'Agragas in vista della prossima stagione agonistica, che inizierà il prossimo 1° settembre con la sfida interna di Coppa Italia contro i cugini del Licata allo stadio Esseneto. Adesso un altro paio di giorni di lavoro, iniziati domenica pomeriggio, e poi lo stop di Ferragosto col ritorno in sede per la seconda parte del ritiro, per affrontare una preparazione meno pesante e basata sulla velocità e sull'applicazione degli schemi scelti appositamente dal tecnico Lillo Bonfatto. Nel mentre, in vista dei prossimi impegni stagionali sia di Coppa che di campionato, l'Acregas si è cimentato in un interessante triangolare che ha coinvolto il Vittoria, squadra d'eccellenza, e il Serra di Falco, compagine che militerà nel campionato di promozione. Sotto una forte calura e con un discreto numero di spettatori sugli spalti del vetusto stadio Seneto, la compagine dei Templi ha vinto i rispettivi confronti per 3-1 con il Vittoria, con doppietta di Palazzolo e Rechichi, e poi 3-0 al Serra di Falco con realizzazione di Galiano, Lofaso e Riggio. Domenica pomeriggio la squadra è ritornata in campo per allenarsi e lo farà sino alla vigilia di Ferragosto, poi osserverà un paio di giorni di riposo e quindi ci sarà la ripresa per completare la seconda parte della preparazione. Nel frattempo il club ha ufficializzato il tesseramento dell'esterno d'attacco Mattia Galiano del 2006, in arrivo dal settore giovanile da Perugia, e del giovane difensore classe 2006 Leonardo Maimone dal Messina, ma cresciuto nel settore giovanile del Catania. Il mercato in entrata è ancora aperto, non è da escludere la definizione a breve di un'altra operazione con un giocatore senior. Infine, il Città di Canicattì e anche l'Acregas Futsal sono state ripescate nel prossimo campionato di calcio a 5 maschile di Serie C1, in un girone che comprenderanno 14 squadre. Mister Lillo Bonfatto, altri due test convincenti per l'Acragas che supera in amichevole sia il Vittoria in eccellenza che il Serra di Falco in promozione. Sì, altri due test importanti, impegnativi, contro due squadre ben organizzate. Ho visto una leggera crescita ancora rispetto all'ultima partita. Dobbiamo ancora lavorare tanto, però siamo contenti su questa cosa. Cosa non ti convince ancora? Che alle volte ovviamente non possiamo tenere sempre il ritmo alto, alle volte dobbiamo essere bravi a sapere quando alzare il ritmo, quando abbassarlo. Su questa cosa dobbiamo lavorare tanto. Parliamo adesso invece dei lati, tanti lati positivi dell'Acragas. Sì, ci sono tanti lati positivi, diciamo che quello che stiamo lavorando i ragazzi lo stanno percependo bene. Io sono contento del gruppo che ho a disposizione, perché alla fine, lo ripeto sempre, è un gruppo sempre concentrato nel lavoro e non si risparmia niente di niente. Quindi ripeto, siamo contenti, però ancora dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo stare sempre con la testa qua, dobbiamo essere una squadra, ecco, una nota negativa, diciamo tra virgolette, che alle volte ci specchiamo. Quello a me non piace, io voglio una squadra concreta e spero che i ragazzi capiscano questa cosa che voglio dire. Un primo consuntivo del ritiro precampionato. No, positivo. Stiamo facendo un ottimo lavoro, lo staff sta lavorando bene e fino ad oggi, facendo gli scongiuri, abbiamo avuto pochissime problematiche, quindi diciamo che i ragazzi stanno rispondendo benissimo. Conosciamo il calendario dell'Acragas, ti chiedo un commento, cosa ne pensi di questo inizio fuori casa contro il Locri, poi arriverà il Pompei neopromosso all'Esseneto e poi il derby con il Favara. Sì, vabbè, si sapeva già innanzitutto che il girone è un girone complicato e difficile, quindi ogni domenica ci sono dei derby, ma ci sono delle partite molto complicate, molto difficili. Quindi o le affronti prima o le affronti dopo, prima o poi le dobbiamo affrontare tutte. Però noi dobbiamo avere sempre quella determinazione, quella voglia che non deve mai mancare. Poi le qualità i ragazzi ce l'hanno, quindi non sono io a scoprirle. E dobbiamo solo lavorare ancora di più, perché non basta mai. Dobbiamo solo conoscere la parola umiltà, e quindi dentro il campo dobbiamo dare l'anima.
Soddisfatto della rosa o manca ancora qualcosa a quest'Agragas? Guarda, io di mercato non me ne occupo, se ne occupa il direttore insieme alla società, quindi sono contento della rosa a disposizione. Ovviamente il mercato è sempre aperto, quindi il direttore sa il fatto suo, quindi siamo qui. Direttore, altri due test convincenti per l'Agragas oggi contro il Vittoria che merita in eccellenza, il Serra di Falco che merita in promozione. Quali indicazioni hai tratto da questi test match? Ma le indicazioni sono positive, io non guardo mai il risultato. Diciamo che contro il Vittoria abbiamo incontrato una squadra costruita per fare un campionato di vertice in eccellenza. La squadra fisicamente sta crescendo. E anche l'intesa tra i reparti inizia a vedersi, perciò diciamo che siamo soddisfatti per il livello che stiamo raggiungendo piano piano. Sia i senior ma anche gli under si stanno ben comportando. Sì, gli under, come ti dicevo nella intervista precedente, stanno crescendo giorno dopo giorno, perciò non dico che possiamo stare tranquilli, ma diciamo che abbiamo degli ottimi elementi. Conosciamo il calendario dell'Agragas, la prima sarà in trasferta contro il Locri, poi arriverà il Pompei all'Essenete e poi il derby in trasferta contro il Favara. Dammi un giudizio sul calendario dell'Agragas. Ma guarda, si deve iniziare, una vale l'altra, però diciamo che abbiamo un inizio schioppettante perché andiamo al Locri che quest'anno ha fatto una buona compagine, hanno costruito una buona compagine, non è il Locri dell'anno scorso. Poi viene il Pompei che è una delle pretendenti alla vittoria finale e poi andiamo dai cugini di Favara per questo bel derby che ritorna in Serie D dopo tantissimi anni, perciò ripeto, un calendario, una gara vale l'altra, bisogna iniziare, però siamo soddisfatti. Ma prima c'è la Coppa Italia, il 1° settembre qui all'Essaneto si inizia con il Licato, una partita che si presenta da sola. Sì, dai, bello, una bella partita per entrambe le squadre, per entrambe le tifoserie. Sono convinto che sarà una festa di sport, poi il campo decreterà il risultato, perciò ci stiamo preparando anche per questa gara. Non possiamo non parlare di mercato, va bene così in casa Agragas oppure ci sarà qualche operazione? No, ripeto, il mercato è aperto, ci guardiamo attorno, le chiamate arrivano, stiamo valutando bene con lo staff tecnico se dobbiamo intervenire oppure no.